L'arte delle perle di vetro è stata ufficialmente inserita nella lista UNESCO. Siamo commossi e onorati di aver contribuito a questo prestigioso riconoscimento che, soprattutto in questo momento storico, rappresenta un segnale di speranza, di rinascita, di fiducia per il futuro della città e delle sue tradizioni. Durante il percorso iniziato nel 2013, i lavori sono stati coordinati dai Ministeri per la Cultura dei rispettivi paesi. Per Venezia si tratta della prima iscrizione di un elemento immateriale nella lista UNESCO. Il Comune di Venezia ha sin da subito voluto sostenere con entusiasmo questa candidatura internazionale che vede Venezia, l'Italia, a capofila, consapevoli che l'arte delle perle di vetro rappresenta non solo un'eccellenza del territorio, ma un sapere tradizionale tramandato da oltre 700 anni. L'arte delle perle veneziane è un vero e proprio patrimonio di conoscenze, memorie, espressione di linguaggio, tecniche, innovazione, creatività, un valore identitario, culturale, condiviso che non può e non deve essere perso. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Brugnaro e dal presidente Zaia. Il dossier ha evidenziato le diverse lavorazioni, perle a lume, da canna, infilatura di minuscole perline di vetro. Il riconoscimento di oggi va alle tante donne e ai tanti uomini veri e propri maestri dell'arte perliera che continuano con grande passione, con grande dedizione ad impegnarsi per poter tramandare alle future generazioni la conoscenza di una delle eccellenze del nostro territorio, di una delle arti più preziose. Non semplici oggetti, ma ciascuna perla, unica per realizzazione, racconta una storia, un momento, un vissuto di chi con maestria l'ha creata. L'iscrizione auspica di sensibilizzare sempre più sull'importanza di questo patrimonio culturale, sulla necessità di salvaguardarlo, intensificando e allargando le occasioni di trasmissione e scambio.